Buon pomeriggio e ben ritrovati sul canale YouTube della Divisione Calcio A5, quarta giornata di campionato. Di fronte il CLN Cus Molise e la Lazio Calcio A5. Giosigno sul pallone, parte la sfera, c'è Ferroni e la grande parata di Fionchetti, prima chance. Pilloni va da Dominguez che va a realizzare l'1-0, azione personale di Dominguez, e Lazio che va in vantaggio dopo 2 minuti. Dominguez, attenzione a Ferroni, Giosigno sul fondo, sbagliato il passaggio, c'è Diniso, conclusione alta. La sfera, Marquez prova ad andare via a Palmeggiani dal Lago, poi la conclusione del 2-0, è un gran gol da parte di Nardacchione. 2-0 per la Lazio. Riesce a tenere il possesso, a servire Mantuano nel mezzo per Soto, c'è dal Lago e poi una grande chiusura di Oliveira. Cullani, calcio di punizione, c'è il pallone sulla deviazione di Giosigno, il palo esterno. Ora attenzione alla Lazio, conclusione ancora parata da Oliveira. In mezzo prova con il tacco Dominguez, chiude tutto Oliveira. Per poco la Lazio non cala il tris, pallone. Ora la chiusura ancora di Oliveira su Dominguez, che non arriva. Ora Soto, fermato, c'è Dominguez, para in due tempi Oliveira. Lazio in possesso di palla e ancora la chiusura di Oliveira. Ferroni, recuperato il pallone, Evangelista per Palmeggiani, ci arriva Fionchetti, punto il movimento, aggancia Palmeggiani che poi conclude alto da lontanissimo. Soto con un gioco di gambe prova ad andare via fino in fondo, Soto, e c'è la traversa, grandissima azione di Soto. Avrebbe meritato sicuramente di più in questa circostanza. Ora Cullani si presenta solo, viene fermato al momento di concludere. Oliveira prima di Paolini, poi attenzione alla possibilità con Ferroni sul rilancio. Suona la sirena, parziale di 0-2. Palmeggiani nel mezzo, pallone recuperato da Lupi, è il gol della Lazio, Capitan Lupi. Pallone perso dal Cus in uscita e 3-0 della Lazio. Pallone recuperato dal capitano della Lazio Lupi e 3-0 in favore della Lazio qui al Palauninol. Dato il parziale, ora parata di, c'è la conclusione di Ferroni, parata da Fionchetti, occasione per Caiche da Silva, palla sul fondo. Cullani di prima, murato da Caiche, poi ancora di piede Fionchetti.
nuova azione offensiva dal Lago per Marquez, va via Marquez, ci è dato il pallonetto chiuso da Oliveira alla battuta della rimessa laterale per Cullani, la parata di Fionchetti, poi c'è Soto, sfera per Ferroni, ancora Soto, parata ancora da Fionchetti, va Cullani, ancora la conclusione, respinta da Fionchetti, poi Dilisio si gira, cerca Palmegiani, conclusione respinta da Fionchetti per Caiche, la conclusione è il gol della Lazio. Non è riuscito Carta a tenere il pallone, dunque è arrivato il gol del 4-0 con Caiche da Silva. Pallone recuperato da Soto, fermato da Dominguez, poi Pizzi non arriva. Pallone nel mezzo, Soto, conclusione parata da Fionchetti e poi Nardacchione e Lupi come possono liberano l'area di rigore per Cullani in mezzo Alvarez e poi Nardacchione va a mettere in rete il quinto gol. Finisce qui la gara del Palaunimol, Pus Molise 0, Lazio 5. Suona la sirena.